Sì, ma non c'è. No, 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 perché non ho contato nessuno tanti, ho già parlato. E dopo mi ha detto quando tu che sono andati su, perché il vaso è troppo pesante da me.
oh, siete uguali, cioè, cosa devo fare? Vai via con un cartello. Sì. Un gentile omaggio della casa. Grazie. Buon Natale di niente. Felice anno nuovo. Adesso che è tutto a posto, e se serve per il telefono aveva la caricabatteria. No, no, sono a posto. No, non posso telefonare perché c'ho il telefono Ah, attaccato lì. attaccato Ok. che fa la No, ripresa. capito. Ok. Quindi se deve mandare, adesso gli chiedo a Don Corrado il telefono suo, così se ci sono problemi, digli che lui ha il numero di Don Corrado.
che mi manda i messaggi sul telefono di Don Corrado, Ok. quindi facciamo così e risolviamo il problema. Io ieri ho preso delle cose dalle Italia in palestra perché avevo fatto un Natale in palestra. Finita la cerimonia, ho detto, ho preso allora, ho preso una tovagliata, quelle che ho preso un velo rosso che va sopra sull'armadio, sai quello tipo sega, grande, da così che messo Ah, è sopra. quello che si mette per l'anniversario. Oh, non lo so, no, perché c'è un buco anche, non so se. Sì, ok, va bene. Quando io lo Deve essere quello. vedo. Perché gli altri sono fatti, ce ne sono ancora filigrani. Sì, 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 ecco, quello da settore. Quello. Poi ho preso le due lampade, sai quelle dorate che sono Sì, sì, sopra sono così. dati. Poi ho dato Sì, una avrà sera, perché comunque rimangono linciati. dopo ho preso una coppa e un portaparticole di quelli che non si adoperano. Sì, d'accordo. Ecco, e basta. Se ne ho voluto anche anni fa, perché ci sono due ragazzini che devono portare un po' qui sopra. Ok. Anche lì ce ne sono due che devono essere piccoli. Comunque me li sono fatti tirare Sì, fuori sì, ho da capito. loro perché Sì, sono di quelli no. che non si adoperano. Ti avrei. Sì, e loro dopo hanno fatto le bande. Sì. Niente, Fino a tutta la cerimonia sì. delle palestre dopo ho fatto Sì, finché volete. Se niente, se vengono i fiori. sì, vengono con E allora no, mettiamo due guarda, ho già. vasi Ma lì sotto. basta un vaso. Uno solo, Basta ok? uno. Sì. E l'ho messo lì, va bene? Don Corrado? Scusi. Don Corrado, ora che dopo la faccio la particola senza glutine. Sì, il primo. Ho sempre l'ansia di quella roba lì. Sì, lo ricordo sempre perché poi.
cercare di chiamarmi il dito, un primo piano, secondo sì, sì, è quello. Uno è quello. Guarda che bello cos'è. No, 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 è una mascherina che do.
Tu pensavi di arrivare qua, prendi se devi prendere. No, mi tiro fuori già come mi serve, cioè adesso 20 o 24? 24. Devo fare, devo sempre avere 31. Cioè. E classe, bella giornata. E questo è il caffè? Sì. È buono? Guarda no. Quello che lo mando a un che non le tutte, che sono a portare via. Magari qualche metto questi dentro su delle cose. Sono sulla testa, ma Ah, vuoi cambiare inquadratura perché sono un assassino. Te devo cambiare. devi avere il palestra. Senza nulla per la palestra. Tu mi te la dai? Senti, ma che dove che è il topo? Perché qua tu devi il posto. Ho visto un massa cottonare, quindi se da lì non è neanche la sua Sì, sì, sì. No, mi pare che si parla per te, io.
sono due libretti, uno per Comunicazione ai genitori che al momento prestabilito andranno ad accendere la candela del battesimo, al cero pasquale la consegneranno al rispettivo figlio o figlia. Si muove, che silenzio, perfetto. Si muove la prima parte di genitori dalla parte della statua di San Giuseppe, dalla parte quindi della sacrestia. Questa è la prima metà di genitori che si sposta, uno alla volta con calma, vanno al cero pasquale, accendono la candela, sì, nel senso in fila, non uno spostamento, uno poi uno alla volta nel senso di mantenere una certa distanza in questa fila,
Chi accende la candela va dal rispettivo figlio o figlia, dà in mano la candela al proprio bambino o bambina e poi torna tranquillamente al suo posto. Quando queste prime 8 persone hanno finito, si sposta la seconda metà di genitori, quindi i genitori dalla parte della statua della Madonna. Primi 8, parte di San Giuseppe, secondi 8 dalla parte della statua della Madonna. Se ci sono domande, fatele pure. Al rispettivo, sì, passando per il centro, il corridoio centrale, ovviamente perché è più comodo. Posso toccarlo? Questa carta? No, No? Gran festa. Quello che sei girato che tocca a te. ogni volta tocca lì, guarda, adesso tocca la via. Nessuno la Rai. Quello che serve. Siano per te la benedizione verso l'arte prega. Se hai io collegare che mi sappia E scusate, io sentire quindi canta bene. se dovessimo trovare il salmo. Sì, però io in ritardo. Arriva tipo, cioè, lo eri un po' in
dopo 2 settimane di realtà. Comunque Sì, ma oggi adesso sei ok, sì, esatto. cioè sente se non adesso meglio. Lui sente anche se parli di altri di so. Il microfono è quello, se non era fortissimo, però se canta quel microfono, Se volessi dire il programma del canto sensoriale, anche dell'AIS, perché poi col padre. sto dicendo che non riesce a idea, che doveva almeno parlarsi. Però un problema, se dovevi fare una telefonata. No, ma adesso non Invito tutti i genitori che sono all'esterno della chiesa a prendere posto perché tra qualche minuto iniziamo la prima comunione. Tutte le persone previste in chiesa possono entrare, non dico subito ma anche prima. Perfetto. Bene. Allora, proviamo un attimo il salmo responsoriale che fa così: ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Allora, la prima volta la faccio io da solo e poi la seconda volta lo ripete l'assemblea. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Bene. Sì. Va anche via YouTube? Siete già? È già in live. In teoria dovrei mandare un video. Il canto iniziale. Ingresso e accoglienza.
Carissimi bambini, avrò oggi la gioia grande e meravigliosa di dare Gesù a ciascuno di voi. Ed ora, prima di accostarci all'altare del Signore, invoco su di voi la benedizione di Dio. L'acqua con cui vi benedico ricorda quella del battesimo, con cui siete stati purificati dal peccato e ammessi a far parte della famiglia di Dio che è la Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore ci conosce da sempre e ci chiama per nome. Oggi il Signore invita questi bambini intorno al suo altare. Ogni bambino, quando sentirà il suo nome e cognome, dirà il suo eccomi Signore. Blasig Anna Chiara, Bortolussi Sara, Codognotto Margherita, D'Ambrosio Luca, Damiani Alessandro, Infanti Asia, Gastaldina Angela, Modolo Denise, Moretti Michele, Piccolo Riccardo, Pieretti Sandy, Pilosio Giulia, Toffanemos, Trentina Elena, Vita Antonio, Zadro Leonardo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari bambini, siccome siamo abbastanza a distanza, abbassiamo un po'. Ok, bravi. All'inizio di questa nostra messa chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Signore, tu sei venuto a guarirci, abbi pietà di noi. Cristo, tu sei venuto a indicarci la strada, abbi pietà di noi. Signore, tu ci chiami alla via del pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore e Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Excelsis Deo, gloria.
Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il tuo Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella comunione della tua Chiesa, benediciamo il tuo nome glorioso e santo, per Cristo nostro Signore. Bambini, ci accomodiamo. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, e gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Preghiamo. Grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. E come il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Potete accomodarvi. Alex rimette il libro della parola di Dio al suo posto, che giustamente va onorato e messo in un posto importante. Noi abbiamo ascoltato, grazie alla voce di Don Tofan, che è un parente del nostro Emos, il Vangelo che voi avete in questo libretto. È un Vangelo che poi si presenta bene anche in questo periodo dell'anno in cui c'è la vendemmia, e quindi è una cosa anche che si può più facilmente capire. Noi penso che riguardo all'uva possiamo capire che se il tralcio non è legato alla vite, l'uva ovviamente non è un frutto che riusciamo a ottenere. Quindi fondamentalmente capiamo anche l'esempio di Gesù riguardo alla vite. Oggi è la vostra prima comunione, giusto? La prima e ultima? No. Come sì? No, ma nel senso che va bene che facciamo la prima comunione, non che sia l'ultima, meno male. Fate conto, dopo questa prima comunione ne verranno sicuramente altre. E naturalmente, più comunioni facciamo, più potremo essere persone che da Gesù ricevono aiuto per essere persone che crescono in un certo modo. Secondo voi, se noi facciamo tante comunioni, diventiamo sicuramente santi?
Chi dice di no, alzare la mano. Ecco, sono contento che l'alzate tutti, perché la risposta, qui ci vuole attenzione. C'era uno scrittore che diceva: